Sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Va ora in onda Liberamente. Variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà, da oggi per agosto nella collocazione estiva delle ore 15. Iniziamo male, ahimè, non come dire malgrado noi stessi, malgrado le nostre intenzioni, perché oggi nell'era diciamo del controsenso eretto a sistema, nell'era distopica in cui 2 più 2 può fare 5, avrebbe detto Orwell, a seconda delle esigenze, dell'ideologia, delle paturnie, dei dogmi politicamente corretti, è accaduto il controsenso supremo, cioè le Olimpiadi hanno ucciso lo spirito sportivo. Sostanzialmente la loro essenza, non solo nell'era moderna, la loro essenza storica, la loro essenza che rimanda anche alla loro radice classica greca, cioè la competizione agonica, la competizione leale, la competizione da cui deve scaturire la virtù sportiva, umana, l'ingegno anche, tutto questo in una cornice dove la lealtà è esaltata, perché è lì che si vede la competizione vera. Ebbene, cosa è successo oggi? Oggi è successo, è davvero, per noi è più di un'eroina, perché un'eroina rischia di essere solo un simbolo, è una persona a cui stare vicini. Parliamo della nostra pugile Angela Carini, che è salita sul ring molto coraggiosamente contro la pugile transgender, intersex, poi hanno 1000 perifrasi, no, questi ideologi contemporanei. Comunque stiamo ai dati di fatto, sgusciamo dall'ideologia, contro una pugile che ha livelli di testosterone maschili, che ha cromosomi XY, quindi nella realtà un maschio. Ebbene, la nostra Angela è coraggiosamente salita sul ring e però dopo neanche un minuto ha dovuto abbandonare perché, come ha detto lei stessa, ero salita sul ring per combattere in quel senso sportivo, agonico, leale che è all'origine delle Olimpiadi. Non mi sono arresa, ma i pugni mi facevano troppo male e dunque ho detto basta. Facevano troppo male perché non c'era alla base quella lealtà, quel riconoscimento reciproco che è la precondizione di un evento come le Olimpiadi, che probabilmente è anche il valore vero sotteso a un evento come le Olimpiadi. Non c'era da nessun punto di vista. Noi abbiamo visto rappresentata un'oscena sproporzione fisica, un'oscena sproporzione morale, perché come dire, nessuno sembrava porsi il tema, cioè tutti sembravano di recitare una recita credendoci, come se fosse normale quello che stava andando in scena, il pubblico, l'arbitro, ahimè i telecronisti Rai, che in diretta hanno avuto il coraggio, nel senso negativo in questo caso, di dire non capiamo come mai si ritira, ma come non capiamo? Ma come ve lo deve spiegare questa ragazza che i colpi facevano troppo male? Perché questa ideologia fa troppo male, perché queste Olimpiadi macroniane, prima ancora che francesi, sono nate su questa ideologia woke, LGBT, che ha deturpato l'ultima cena, una delle colonne artistiche della nostra cultura, ed è arrivata a sdoganare che una persona con forza e cromosomi maschili può picchiare su un ring una donna, non solo nel silenzio di tutti quelli che spesso fanno retorica sulla violenza contro le donne, ma tra gli applausi.
Cioè la Boldrini era a favore di questa atleta algerina, tutto il mainstream di sinistra era a favore di questa atleta algerina, trovava normale questa scena, trovava normale questo insulto allo sport, alla fisica, alla logica e alla morale. Ecco, no, noi non lo troviamo normale e mandiamo il nostro miglior abbraccio possibile ad Angela Carini. Grazie a tutti, vi aspetto domani sempre alle 15.